Gli uffici della segreteria provinciale della Lega Nord in via Masi Simonetti a Belluno sono chiusi da più di una settimana, ma la dislocazione della sede è così defilata dal centro cittadino che nessuno pare si sia accorto di nulla. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato l'ex senatore Gian Vittore Vaccari, che ha diffuso alla stampa la lettera inviata dal segretario provinciale del Carroccio, Diego Vello, ai segretari nazionali e federali Tosi e Maroni e per conoscenza al vicepresidente del Consiglio regionale Matteo Toscani e alla senatrice Raffaella Bellot. Tra Vaccari e Vello, si sa, non corre buon sangue, quindi quale migliore occasione per ribadire la situazione inoltrando semplicemente la lettera per mail. Oggetto inequivocabile: la Lega di Belluno chiude, grazie, nuova dirigenza. Ma cosa c'è scritto nella lettera firmata da Vello? Il segretario, che oggi non ha inteso rilasciare alcuna dichiarazione sulla questione perché riferita ad una vicenda di lavoro privata, informa i vertici che da più di una settimana oramai è stato costretto, in base anche alle regole dettate dal mondo del lavoro, a chiudere definitivamente la sede della segreteria provinciale di Belluno in conseguenza di un mancato rinnovo del contratto alla signora che da anni supporta la segreteria provinciale. Sottolinea Vello, stante che sono anche come piccolo imprenditore stato sempre contrario a ogni forma di lavoro non giustamente retribuito o non regolare, ho inteso procedere alla sospensione delle attività. Deduco purtroppo che negli ultimi 3 mesi la segreteria federale o chi per essa non ha provveduto a sistemare queste situazioni che oggi ci portano nelle periferie a chiudere le sedi. Ma come, chiede il segretario provinciale del Carroccio, noi abbiamo fatto dei nostri principi il cardine del movimento paladino del federalismo e poi in casa nostra erriamo mantenendo una certa spesa centrale, penalizzando le sezioni provinciali e via via scendendo. Interpellato sulla vicenda interviene il vicepresidente del Consiglio regionale Matteo Toscani. Credo si tratti di un disguido, perché se fosse una volontà del federale di lasciare le sedi periferiche senza impiegati, a parte che sarebbe un fatto grave e non condivisibile, ma lo avrebbe comunicato senz'altro il segretario con una lettera formale. Per Toscani la decisione di Vello di chiudere la segreteria è comunque una forzatura. È un atteggiamento estremo, forse si poteva trovare anche qualche altro rimedio meno cruento.